e questo l'hanno dovuto finalmente riconoscere tutti i giornali che hanno così fatto tanto di cappello a Matteo Salvini. Allora io vi ricordo il numero di telefono per intervenire, che è lo 0266203529, lo ripeto 0266203529. E oggi, per esempio, Poliblog scrive: elezioni europee 2014, la Lega Nord, quarto partito in Italia, eletti 5 eurodeputati, Salvini campione di preferenze. Questo è il 6,16%, tra l'altro corrisponde a 1.686.556 voti. Due chiamate. Sentiamo subito i nostri radioascoltatori. Pronto? Pronto? Buongiorno, ci Pronto, dica. sono io? Sì. Buongiorno, sono Marco dalla provincia di Lecco. Buongiorno Alfredo. Ciao Marco. Buongiorno a lei. Niente, volevo fare ovviamente i complimenti a Matteo e a dire a tutti che effettivamente abbiamo un grande segretario che ha capito perfettamente come ci si deve muovere da un punto di vista politico, soprattutto quando la controparte è un partito come il Partito Democratico che vota per ideologia, e questo voto dimostra ancora, questo successo del Partito Democratico, soprattutto il 61% preso a Siena, è la dimostrazione lampante di come, nonostante gli scandali, i ladri all'interno di quel partito e tutto quanto, l'elettore di sinistra vota per ideologia e quindi compatto, quando viene chiamato alle urne non risponde. Quindi Matteo è stato grandioso secondo me, perché invece ha portato il terreno del dibattito politico sui problemi concreti e sui problemi reali, ed è stato premiato. Io ho la fortuna di vivere in provincia di Lecco e la Lega è il secondo partito in provincia di Lecco. E spero anzi che questa sua offensiva, tra virgolette, benefica nei confronti del Sud continui, perché nel Sud secondo me ci sono tante persone che meritano di essere salvate da questa Italia, da questa Europa, e l'unico faro di speranza è sicuramente la Lega. Concludo con una ultima osservazione. Sì. Cioè, Grillo ha fatto una politica molto ambigua per quanto riguarda l'euro, per quanto riguarda l'Europa, e ovviamente ha perso voti. Pertanto speriamo che questi voti, che in parte si sono riversati nuovamente nel PD e in parte si sono riversati nell'astensionismo, un domani invece premino la Lega Nord, che invece ha fatto una politica basata su argomentazioni assolutamente concreti e con riscontri anche da un punto di vista economico. Buona Padania a tutti. Grazie Marco, buona giornata. Un'altra telefonata, pronto? Paolo da Brescia. Sì, ciao, dici. Mi ha rubato un po' le parole di Zucca, perché io sono contento naturalmente dopo che davano la Lega per morta, sepolta e tutto, del 6,1%, però a volte parlavo proprio con un mio amico stamattina, mi chiedo com'è un partito come il Partito Democratico, che ha appoggiato questi ultimi 3 governi, ha fatto la riforma Fornero, è un continuo di sbarchi, un sacco di cose, va alle elezioni e prende quasi il 40%. Però io mi faccio questa domanda: se Matteo Salvini o altri esponenti della Lega avessero avuto, non dico la metà, il 20% di opportunità di andare in televisione come è andato il signor Renzi, quanto avremmo preso noi? Appunto. Questa è una domanda che mi faccio. Grazie Paolo, buona giornata. E allora 0266203529 è il numero per intervenire, ci potete mandare anche dei messaggi via Facebook. E saluto Claudio che via Facebook scrive: adesso però Sota con i Fer, Matteo, ci sono da votare ancora i referendum. E poi Alessandro che scrive: il punto di partenza questo, orgogliosissimo del capitano, grazie Matteo. Angelo Boledi, avanti con in testa il capitano. E poi ancora Davide Zadetta: non avremmo potuto fare scelta migliore, grande condottiero, grande leader, grandissimo segretario. E poi ancora Marco che scrive: Salvini è stato il più votato d'Italia, l'unico partito che ha vinto davvero è il PD, ma valutando che con un 40% non è riuscito a scalzarti dal podio con la Lega che è al 6%, c'è da andarne fieri. 0266203529 il numero per intervenire. Chiedo alla regia se abbiamo telefonate in linea. Sì, Alfredo, sono 2 gli amici in attesa. Sì, grazie. Allora, pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono Maria da Casalmaiocco. Sì. Di Sono, io ti dico una cosa, non so se la condividi. Salvini si è sbattuto come un leone l'ha resa più forte e più grande la Lega, però andiamo un po' più sotto verso il Partito Democratico. Io penso che certe persone per un piatto di lenticchie
voltano pur dando ragione, pur ragionando, però quando c'è quel piatto di lenticchie si vendono volentieri il Partito Democratico. Ciao. Sai a cosa mi riferisco, vero? Lo so. Grazie, ciao. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto, salve a tutti. Io mi chiamo Carlo e chiamo da Cagliari. Per la prima volta in vita mia ho votato la Lega Nord, con grande orgoglio ho scritto sulla scheda il nome di Matteo, perché appoggio in maniera totale le posizioni anti-euro e non solamente quelle, e mi auguro che questo ex-FA, perché vi dico qua in Sardegna in certe province, in certi comuni si è raggiunto anche l'1,5%, più di IDV e di altre accozzaglie varie. Io mi auguro che questo sia l'inizio di una nuova Lega, perché c'è già una nuova Lega che è quella di Matteo, e forza avanti tutta anche per noi del Sud, che su certe cose possiamo anche andare d'accordo, ma sul fronte euro assolutamente. Infatti, un forte abbraccio Carlo, grazie anche a voi tutti, ciao. 0266203529 il numero per intervenire. Saluto intanto Teo che ci sta ascoltando via Facebook e via internet, e ci fa i complimenti via Facebook. Ciao Teo, sentiamo un'altra telefonata, pronto? Ciao Lissoni. Sì, ciao. Dalla provincia di Brescia. Ascolta, ma una domanda, scusa. Matteo ha fatto quello che ha fatto da solo girando il camper, ma è una cosa normale che un Presidente del Consiglio faccia campagna elettorale? Presidente del Consiglio neanche eletto con i voti dei cittadini, cioè se avessero fatto dall'altra parte una cosa del genere, cosa sarebbe successo? Domanda. Io non sono tecnicamente politico, però mi fa un momentino un certo effetto sentire un Presidente del Consiglio che fa campagna elettorale, capisci? Ciao, grazie. Ciao, grazie. Ma infatti qua c'è stata questa cosa stranissima, cioè mentre i nostri candidati e mentre Matteo si sono sbattuti tantissimo, tra l'altro con spazi risicatissimi in televisione, abbiamo avuto appunto Renzi, Presidente del Consiglio, che tutti i giorni era su tutte le televisioni, lo stesso dicasi per un altro personaggio non candidato, cioè Berlusconi, lo stesso dicasi per il terzo personaggio non candidato, cioè Beppe Grillo. Quindi i tre capi dei partiti che hanno avuto i numeri più alti erano sempre in televisione. Non lo so, vabbè, la chiamano par condicio, però onestamente dovevano andarci i candidati, non i capi, ma vabbè, pazienza. 0266203529, oggi lascio parlare voi, pronto? Buonasera Lissoni, Rinaldo da Como. Ciao Rinaldo. Ciao Lissoni. Ero rappresentante di lista, puoi immaginare l'emozione quando mi sono visto al pari di Forza Italia e 5 Stelle essere il secondo partito nel mio paese. Cioè, ti posso garantire che un'emozione del genere non l'ho mai vissuta. In merito ai risultati nazionali, quello che io mi permetto di dire è questo. Il buon Renzi attualmente può vantare sicuramente un risultato importante. C'è da dire una cosa però a mio parere che si verifica in breve tempo, che è quella, praticamente tutto quello che Renzi ha detto, sta facendo e dice di fare è un bluff. Per cui oggi con quello che lui ha in mano sicuramente punterà dritto alle elezioni per poter, prima di far rendere conto tutti quelli che hanno votato che sono solo bluff, chiaramente di avere il governo veramente legittimato. La mia paura è questa, che lui vada direttamente con la testa bassa alle elezioni per avere la legittimazione del Parlamento prima di dimostrare che sono tutti bluff quelli che lui ha detto. Buon lavoro. C'è il rischio. Ciao, grazie. 0266203529, pronto? Pronto, buongiorno, sono Silvio da Bergamo. Salve Attilio. Votato 5 Stelle, vabbè, sono anche contento, così magari abbassiamo un po' le aree di certi di noi, 5 Stelle sto parlando, che magari si erano un po' montati la testa. Sicuramente sono stati fatti degli errori, soprattutto per quanto riguarda la comunicazione. Abbiamo fatto il terzo restitution day, restituendo i soldi al finanziamento pubblico in assoluto silenzio, nessuno ne ha mai parlato. Però sono comunque soddisfatto. Bergamo 5 Stelle è il secondo partito, quindi sono molto contento. Rischiamo di andare al ballottaggio noi, anziché, in questo caso mi permetto di dire, la cozzaglia Lega, Forza Italia. Lega è il quarto partito. Grazie Attilio, va bene, abbiamo preso atto di questa cosa, però non dire che non avete avuto spazio televisivo
perché Grillo è stato furbissimo con la storia che in televisione non ci andava, tutti i media hanno parlato di lui, e d'altra parte Casaleggio è un maestro della comunicazione, quello che prima ha fatto decollare l'Italia dei Valori, adesso ha fatto decollare il 5 Stelle, magari domani farà decollare qualcun altro. Sentiamo qualche altra telefonata. Pronto? Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno, ci dica. Buongiorno, io sono Luciano, chiamo da Trieste. Sì. E volevo solamente, diciamo, mettere un po' un dubbio su queste elezioni, no? Sì. Cioè, forse non ci siamo soffermati sul fatto che c'è stato un colpo di Stato, 3 governi non eletti, e io non so quanto credere a questo risultato di elezioni. Cioè, chiediamocelo anche questo. Se Renzi stesso ha parlato che l'ENI faceva parte dei servizi segreti, se ci sono stati tutti questi casini che noi conosciamo benissimo, tutta Italia li conosce, quanto credere a queste elezioni? Punto di domanda. Questa è la mia domanda. Va bene. Non dico siano state, però che siano state pilotate, forse anche sì. Comunque forza Lega, ragazzi. Va bene, grazie, ciao, buona giornata. Diciamo, non lo so, se bastano 80 euro per raggiungere il 40%, va bene, la prossima volta proviamo a prometterli anche noi. Invece, battute a parte, un dato interessante: le schede bianche 577.000, quindi 500.000 di schede bianche, di persone che sono rimaste evidentemente indecise, 954.000 quelle nulle, quindi di persone che magari anziane, non lo so, che hanno sbagliato a scrivere o a barrare il segno. 0266203529, pronto? Buon pomeriggio signor Lissone. Sì. Un augurio di cuore alla Lega Nord, speriamo che vada sempre più in alto, e tutto il mio rispetto per chi ha votato PD e si è messo a 90 gradi. Buon lavoro e viva la Lega. Grazie, l'accento mi sembrava sardo, potrebbe essere interessante saperlo. 0266203529. Sentiamo qualche altra telefonata. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Sì, salve, buongiorno. A me viene un dubbio, sono Ermana di Castronno, sì? Che il nuovo centrodestra, sì? che sia arrivato al 4,020, ecco, per me queste schede andrebbero riviste, perché un partito così legato al napolitano che riesca a superare il quorum, veramente mi mette qualche dubbio. Sarò cattiva, sarò dubbiosa. No, dopo te lo spiego io cosa è successo. Ti ringrazio, Ermanna. In realtà il nuovo centrodestra si è presentato alleato all'UDC di Casini, per questo hanno preso il 4,38. Ricordo che fino a poco tempo fa l'UDC aveva il 5%, quindi in realtà l'UDC ha perso parecchio e Alfano non è che sia salito moltissimo, quindi ci sta anche che abbiano preso questa cosa. Si sono dovuti unire, quindi vabbè, non faccio commenti su questa cosa. 0266203529, pronto? Sì, buongiorno a te, a tutti, Ugo da Brescia. Ciao Ugo. Sì, è un buon risultato della Lega, perché diciamo che rispetto a 3 mesi fa, insomma, con tutto quello che è successo, tutto il fango che ci hanno buttato addosso, ha fatto un grande lavoro Matteo, ha fatto un grande lavoro i militanti, eravamo contro tutti, compreso la magistratura, non scordiamoci il Piemonte, non scordiamoci tutto il fango che hanno cercato di buttare addosso anche con l'Expo, coinvolgendo la Lega che non c'entrava assolutamente niente. Anzi, appunto per questo dico, se uno è dentro, cioè quelle tangenti dell'Expo, è in tasca la tessera del PD, che cosa deve succedere ancora per perdere qualche voto al PD? Ma detto ciò, non sarà stata una sommatoria di cose, non lo so, di eventi, ma andiamo sull'argomento euro. Se sono gli 80 euro, allora Cristo Santo, dico questi che hanno votato il PD perché vi regalano 80 euro ma per 5, 6, 12 mesi, votate la Lega, che visto che ci teniamo i nostri soldi in Lombardia, altro che 80 euro, avremo servizi e avremo la possibilità di aiutare i nostri giovani, i nostri anziani, i nostri malati. Oltre agli 80 euro, praticamente il denaro lo abbiamo già noi, è solo una questione di gestione, non possiamo tenercelo, dobbiamo regalarlo a Roma, perciò gli 80 euro è una caramella. Teniamoci tutta la torta, che così andiamo meglio, no? Scusa, che è vero, vi saluto. Hai ragione, ciao. Sentiamo qualche altra telefonata, pronto? Sono io? Sì, buongiorno. Ciao, sono Pietro di Galarate. Ciao Pietro, dici. Dovrei essere felice, ma invece sono molto rammaricato per il risultato del PD, che sono i comunisti, hanno cambiato pelle, simbolo, colore più volte, e oltretutto inglobano quanto di peggio abbiamo visto in 60 anni di malgoverni, democristiani, socialisti, eccetera, eccetera. Purtroppo
il centro-sud, pancazzista, assistenzialista e parassita, non farà mai mancare i voti a questi qua, perché gli hanno garantito la pacchia per decenni. E concludo dicendo che un nordista che vota PD o è un rinnegato o è un incosciente, perché si tira la zappa sui piedi. Padania Libera, Marine Le Pen, unica donna della mia vita. Ciao, ti saluto. Ciao, grazie. Ma sai, poi in questo paese andiamo sempre controcorrente, arriviamo sempre tardi su tutto, perché mentre in Inghilterra, in Francia, in Austria vincono gli euroscettici, qui torna al comunismo, no? Altrove scompare, qui vince, vabbè, ma si sa, è sempre così. Sentiamo qualche altra telefonata, 0266203529, pronto? Buongiorno signor Lissoni di Lisetta. Salve Lisetta. Io volevo parlare a riguardo del signor Renzo. Signor Lissoni, c'è gente che crede ancora ai miracoli, difatti, adesso si metterà a ridere anche lei, c'è una colonna di un centinaio di persone davanti a Palazzo Chigi che attende il nuovo Messia e di essere spruzzata con acqua santa, chissà che venga qualche miracolo. Saluto. Lisetta, non attendono il nuovo Messia, vogliono gli 80 euro. Grazie Lisetta, buona giornata. 0266203529, pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno, telefono dalla provincia di Verona. Sì. No, niente, bisognerebbe essere contenti per il risultato ottenuto, però sinceramente, come ha detto l'ascoltatore precedente, anch'io sono delusissimo. Detto questo, facciamo un'analisi. Se a fronte di un comunicatore eccezionale come Matteo Salvini, dove vedi proprio che è una persona che ha messo il cuore oltre la politica, e abbiamo preso solo un 6%, e quando vediamo che il PD, dopo tutti quelli incallati, scandali, via dicendo, è il primo partito, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Cioè, proprio, io sono sicuro che anche bene Matteo, quando si arriverà al 10%, arriveranno al punto a dire che è un pedofilo, un ladro, e chissà chi più ne mette. Allora cosa significa? Che è tutta utopia quello che stiamo cercando di ottenere. Io faccio solo un esempio. Il Veneto che ha votato per l'indipendenza online, dove tutti pensavano di essere nascosti nel momento in cui votavano, si sono espressi in 2.600.000 per l'indipendenza del Veneto. Attualmente si sono espressi per l'Europa ancora nei partiti in cui l'ideologia ricorre. Questo significa come tutti quanti, nel bene e nel male, sono dirottati nel voto, sono pilotati, non sono liberi come persone. Faccio un altro esempio. Quando si va a votare nelle sezioni, quando si pensa di fare una votazione normale, le sezioni non è una normalità, perché ogni voto è già pilotato, c'è già nome e cognome che deve rientrare nel singolo politico. E questo che, ahimè, penso che sia solamente utopia. Questo paese deve avere solamente un percorso, quello del fallimento. Perché... Va bene, grazie, prego però di essere un po' più rapidi. Secondo me in realtà la parte del leone l'hanno fatti la televisione, diciamocelo francamente, perché Salvini è andato a tante trasmissioni dove lo facciamo parlare però 5 minuti e poi per il resto doveva litigare. Invece io ho visto continuamente Renzi, Berlusconi e Grillo, persino da Vespa, dove l'interlocutore era un giornalista, non un avversario politico. È certo che se mi metti 5 minuti da una parte contro 40, 50, un'ora e mezza dall'altra, si fa presto poi a indirizzare l'opinione pubblica verso altri partiti. Cioè in realtà la Lega è stata abbastanza oscurata, questo mi spiace dirlo. Sentiamo qualche altra telefonata, 0266203529, pronto? Buongiorno signor Alfredo Lissone. Sì, salve, va bene anche Alfredo. Volevo dirgli, grande Matteo Salvini è grande, Forza Lega e a tutti gli italiani dovete votare tutti i referendum, tutti li dovete firmare tutti, non quella gente lì, quel PD non sono ancora riuscito a capire come mai hanno vinto, ecco. La gente è ignorante. Arrivederci. Grazie, salve. 0266203529, pronto? Pronto? Buongiorno. Ciao Alfredo, Michele, Brescia.
Ciao Michele, dici. Ciao, allora io sono contento per il risultato che abbiamo avuto, uno. Secondo, adesso io direi di sfruttare quest'onda anche con il Partito Democratico alle stelle, sì, per andare in trasmissioni dove eventualmente ci dovessero invitare e, visto che sappiamo già come andrà a finire, spiattellare davanti a tutti, cioè prevedere il futuro, nel senso rispondere agli avversari politici con fra un mese voi metterete questo, fra 2 mesi ci sarà l'altro, gli 80 euro saranno già spariti, fare la battaglia così, in modo che la gente che li ha votati si renderà conto, mano a mano passa il tempo, che gli 80 euro gli arrivano da una parte e gliene trovano 250 dall'altra. Ciao, grazie. Appunto, grazie, ciao Michele. 0266203529, pronto? Pronto? Buongiorno. Ciao, sono Marco da Milano. Sì. Io sono molto contento per il risultato d'Europa, nel senso sono molto contento per il risultato del Front National, di Albadoro, dello Jobbik in Ungheria, dell'FPÖ in Austria, per quello sono molto contento. Sarei molto più contento se l'Italia venisse bombardata dalla Val d'Aosta alla Sicilia, perché è un paese che vota per il 43% la causa dei suoi mali e per l'altro 16%, e l'altro che sarebbe Forza Italia, e l'altro 4% che sarebbe il nuovo centrodestra, insieme fanno il 60% degli italiani ha votato per la causa dei suoi mali. Cioè, ci rendiamo conto o no? Grazie Marco, ovviamente è bombardata non da bombe ma da cacche di piccione, certo che il dato del 40% a Renzi fa riflettere, mi chiedo ancora una volta quanto, insomma è sufficiente andare in TV a fare la bella faccia e promettere 80 euro, allora questa è la scuola di Cettola qualunque. Sentiamo altre telefonate, 0266203529, pronto? Pronto? Buongiorno, ci dica. Buongiorno, sono Alessandro, chiamo da Legnano. Ascolti, io penso invece che la vittoria di Renzi del 41% dei voti sia un boomerang contro se stesso, perché adesso la massa di imbecilli che lo ha votato, io penso che i prossimi mesi si aspettano, a parte denaro, detassazione, lavoro per tutti e cose miracolose. Poi si renderanno conto fra 3-4 mesi che la vita reale è completamente diversa e vedrà che il 41% lo manderanno via a calci del culo a quel signore lì. Grazie e buongiorno. Grazie, perché adesso bisogna mantenerle le promesse. Qualche messaggio che arriva via Facebook, Manuela dice grande capitano, poi ancora Serena, capitano, idolo, ma da quanto non dormi? E poi Flavio che scrive, ma che popolo di pirla che c'è in Italia, ancora Dia Vailati, che bel sorriso, sei stato bravo, riferito a Salvini ovviamente, poi ancora Raffaele, grazie segretario. Sentiamo altre telefonate, pronto? Ciao, Augusto da Lecco. Ciao Augusto, dici? Allora, ho sentito che a Siena hanno preso il 61% i comunisti. Se è vero, nonostante gli scandali del Monte dei Paschi, eccetera, eccetera, siamo proprio in un paese di fallocefali e di utili idioti. A meno che i compagni sono stati così bravi da piazzare i loro uomini, ha dato delle rendite, posti di lavoro finti, false pensioni, chi più ne ha più ne metta, da crearci un consenso drogato e vergognoso come stanno dimostrando. Teniamo duro, forza Padania, forza Salvini. Ciao Saci. Ciao, grazie. Io non so dare una risposta e torno a dire, preferisco parlare dei nostri radioascoltatori oggi perché è merito vostro se è stato raggiunto questo risultato alla faccia di chi ci dava per scomparsi, per morti, eccetera. Una Lega che era al 3% che ha raddoppiato i voti. Sentiamo altre telefonate, pronto? Sì, pronto. Buongiorno, ci dica. Ciao. Piero da Bergamo. Allora, contento certamente per la Lega, però non posso non condividere il ragionamento di alcuni ascoltatori per veramente fallocefali, cioè voglio dire Siena il 61%, i scandali, il buon compagno G che è stato ribeccato, però guarda l'astuzia di questi comunisti, non lo hanno mai candidato, mai, l'hanno sempre tenuto nel loro armadio. No, sempre dipendente, sempre lavorato per loro, non si sono mai esposti. Questi ci insegnano come si fa a fare i bastardi. Però dai ragazzi, il 3% eravamo, siamo al 6% e poi vedrai che alle prossimi mesi questi che hanno votato il piaccione si renderanno conto che sono tutte promesse. Prime tasse che si trovano. Dai, comunque complimenti a Matteo e in bocca al lupo, forza Lega, ciao. Ciao, grazie. L'ultima telefonata prima di andare in pubblicità, ma poi restate ancora con noi perché c'è la seconda parte. Sentiamo questa telefonata, pronto? Ciao, sono Elena da Milano. Allora,
io mi sono collegata da poco, non so se l'avete già detto, comunque praticamente il Dentone ha dato gli 80 euro il 23 maggio, cioè ha pagato in anticipo gli stipendi prima delle elezioni, che è una cosa veramente vergognosa, neanche Berlusconi aveva mai fatto una roba del genere. E quindi molta gente purtroppo, cioè, vabbè, si è fatta comprare, chiuso lì. Elena, lo vuoi il 40%? Il problema è che, vabbè, adesso il problema è culturale, cioè qui bisogna veramente far capire che la BCE ci governa, che non esiste il Parlamento europeo, che la BCE è frutto di una lobby anglo-americana e queste sono le cose importanti, queste sono le cose su cui Borghi, Salvini e tutti quanti devono puntare, cioè una crescita culturale della popolazione, perché siamo veramente messi male. Infatti. Grazie Elena, restate con noi e poi comunque insomma vedremo poi dopo, ora che le elezioni sono passate, quando arriveranno le prime tasse da pagare, se la gente sarà ancora così al 40% spostata da una parte. Linea alla regia.
Benissimo, rieccoci in diretta, vi ricordo il numero di telefono per intervenire, quindi dite la vostra, commentate il risultato della Lega e le elezioni in generale. 0266203529, pronto? Sì, il risultato della Lega io trovo sia buono, sì. Non straordinario però, perché mi sarei aspettato proprio che la popolazione del nord Italia votasse un po' diversamente. Vabbè, detto questo, Beppe Grillo e il suo movimento hanno due argomenti sui quali danno battaglia. Io proporrei che la Lega li prendesse, se ne facesse carico. Uno è la riforma della RAI, soprattutto per la assegnazione a questi pseudo giornalisti delle trasmissioni di approfondimento, i vari Fazio, Floris, eccetera, che sono tutti unidirezionali e chissà come sono stati selezionati, se poi sono stati selezionati. Poi per quanto riguarda invece questo perché queste trasmissioni bene o male determinano poi il consenso, certo, sì. Le opinioni in giro. Certo, secondo punto. E poi la stampa, altro nodo focale che Beppe Grillo propone di togliere i finanziamenti, come sono fatti oggi, alla stampa. Soldi, allora la politica deve rendere conto ormai di tutto, di ogni centesimo, no? La stampa no. Allora mi chiedo come fa a sopravvivere la 7, che ha proprio una collocazione ideologica smaccatamente di sinistra e poi si schiera assolutamente contro la Lega, ad esempio, no? Va bene, grazie, buona giornata, vi prego di fare interventi un po' brevi. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Buongiorno. Sì, ci dica. Mi chiamo Simone, sì. Telefono da Bergamo. Sì. Allora, innanzitutto, come prima cosa, un grazie doveroso all'impegno old style che ha messo il nostro grande segretario Matteo Salvini, che veramente ha fatto una politica europea, cioè una campagna elettorale basata su temi europeistici. Di critica sistematica all'istituzione europea, cosa che le altre forze politiche non hanno saputo toccare e nemmeno hanno voluto fare, trasformandolo sempre nel solito gioco delle parti all'italiana. E secondariamente una delusione profonda per il fatto che le regioni del nord, Lombardia e Veneto, non abbiano colto, o meglio i popoli delle regioni di Lombardia e Veneto non abbiano colto l'opportunità di far sentire la loro voce di critica verso l'Europa e come tale anche l'Italia, perché è assurdo che in tutta Europa, nelle maggiori stati, diciamo mediterranei ma anche anglosassoni, il vento di critica alla politica tecnocrate dell'Europa diciamo burocratico-centrica si è fatto sentire, e da noi invece il voto di maggioranza è andato con percentuali, diciamo, o meglio con numero di persone da tempi berlinguereschi, diciamo, alla sinistra, certo, al partito che ha sposato e appoggia le tesi, diciamo, sistemiche dell'Europa tout court, così come adesso. Va bene, grazie, buona giornata. Grazie Simone, buona giornata. Ma forse poi è questo il punto dolente, cioè forse gli italiani non hanno capito bene cosa sia l'Europa, c'è tutta questa fetta di euroentusiasti che non hanno la minima idea di quello che sta succedendo, ma io per questo all'inizio avevo detto che noi siamo sempre in ritardo su tutto, no? Cade il comunismo altrove, qui vince, tutti si sfilano, non paesucoli, la Francia, la Gran Bretagna, nemici storici della Germania sin nei secoli passati, l'Austria, si sfilano dall'Unione Europea e qui c'è il 40% di euroentusiasti, non solo il 40%, perché poi anche le altre forze non è che siano scettici, gli unici euroscettici siamo noi. Sentiamo altre telefonate. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono Silvia da Bologna, buongiorno. Niente, appunto, chiamavo anch'io per commentare appunto le elezioni. Purtroppo qui in Emilia Romagna siamo sempre più nel regime più nero assoluto, perché qui
abbiamo proprio i lobotomizzati che vanno a votare, quindi ci sono le classi appunto quelle persone molto anziane, 80-90 anni, che da 70 anni si figuri votano sempre lì, quindi in più si sono aggiunti, che cosa si è aggiunto? Si è aggiunto tutta una classe di come dire, rampanti professionisti, rampanti, come dire, persone, piccoli anche imprenditori che vogliono chiaramente intrupparsi nella grande barca qui del PD, perché chiaramente bisogna ricordare che il PD adesso, oltre al suo zoccolo duro che sono le regioni rosse, mi preoccupa molto anche della sua parte i poteri forti, cioè i cosiddetti appunto il Confindustria, i grandi industriali, cioè praticamente stanno sponsorizzando al massimo il PD. Quindi questo è il problema di questo paese. Adesso veramente il regime si sta espandendo anche a tutta Italia, cioè non soltanto da noi. Purtroppo siamo messi così. Mi fa piacere chiaramente che la Lega Nord è riuscita a passare il turno, ovviamente, però speravo un po' di più sinceramente delle regioni, diciamo, Lombardia o Veneto, che sono Europa forti. Va bene, grazie e buonasera. Grazie. 0266203529, pronto? Sì, grazie. Sì, parli pure. È in diretta. Sono già in diretta? Sì, ci dica. Salve, sono Claudio da Verona. Sì, dica Claudio. Allora, niente, volevo dire che per quel che riguarda appunto questa ultima votazione, il simbolo, aver scritto sul simbolo basta euro, secondo me non è stato proprio indovinato. Sarebbe stato più opportuno mettere tipo, non so, una scritta stop all'invasione, avrebbe fatto più colpo e avrebbe spaventato meno certe persone che non vogliono un salto nel buio togliendo l'euro. E per il futuro Salvini, se vuole mantenere questo vantaggio e aumentarlo, non deve aprire le braccia a certi partiti tipo quello tipo Forza Italia. Saluto. Va bene, grazie. No, ma in realtà non è che c'è stata questa apertura. Questa mattina Salvini ha invitato il centrodestra ad andare a votare i nostri referendum, perché sarà ben difficile che il centrosinistra li vada a votare, quindi in realtà è questo, non c'è nessuna apertura al momento. Sentiamo altre telefonate, pronto? Signore Soni, sono Erminia di Lecco, voglio ringraziare tutti i dirigenti e tutti voi che collaborate, vi siete dati da fare in una maniera incredibile. E questo è il risultato, sono soddisfacente, però non ho potuto andare a votare perché problemi di salute e non. Vabbè, in questo periodo è un periodo un po' brutto per me e non ho potuto. Tanto si vota ogni anno, Erminia, qui in Italia, quindi non c'è problema, alla prossima. Vi ringrazio. Grazie, salve. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Ciao, Ciao sono Marco da Moncalieri. Dici Marco. Ma il problema, sai cosa sono? Le categorie protette, i vari pensionati, i vari cassaintegrati, i vari dipendenti statali, che la crisi l'hanno solo letta, l'hanno letta nei giornali e sentita in televisione. Quando poi cominceranno a tagliare le pensioni, allora poi magari forse si ricorderanno di noi. Ciao, grazie. Ciao, grazie. La penso anch'io come Marco, perché se a Lampedusa la Lega prende il 17% vuol dire che qualcuno è stufo di toccare con mano, quindi realmente non leggerlo sui giornali, quello che è il problema dell'immigrazione incontrollata. Non so, si vede che in questo paese si sta ancora bene nonostante tutto. Vedremo fra qualche mese. Sentiamo altre telefonate, pronto? Sì, ciao Lissoni. Ciao. Ricordi le elezioni regionali che non sono state molto tempo fa, un anno fa più o meno? Sì. Sai che adesso dice Renzi che lui ha vinto perché il popolo vuole le riforme. Ebbene, a quelle elezioni regionali là c'era un certo Albertini per un certo movimento di Mario Monti, mi sembra, no? Sì. Che si era presentato, che a un certo punto da un ministro del governo Monti venne questa bella idea di dire di non votare più Albertini ma di votare il centro-sinistra perché sennò avrebbe vinto Maroni. Ora, questa bella battaglia elettorale che c'è stata invece adesso ha dato negli ultimi tempi anche dei dubbi a Renzi che poteva anche perderle queste elezioni, e siccome gli stati illuminati che vogliono le riforme, le famose riforme, non volevano che perdeva Renzi, guarda caso un certo partito di Monti si è svuotato completamente dei suoi voti, completamente, in un anno ha perso quasi il 10% dei suoi voti, cioè il 10%, tutti i suoi voti, e
guarda caso sono confluiti tutti nel PD. Ora noi abbiamo un bel partito dei poteri forti, sostenuto proprio da quelli che vogliono le riforme, ma le riforme che vogliono sono la precarizzazione del lavoro, ma non solo quello che dovrebbero fare in futuro, anche quello che c'è già, cioè chi ha un posto di lavoro dovrà preoccuparsi, le pensioni dovrà preoccuparsi, la svendita del nostro patrimonio pubblico, cioè quello che succede, io sono preoccupato per quello che succederà con le famose riforme sarà una cosa, un bagno di sangue per l'Italia. E vedrete che non avremo torto. Ti ringrazio, oggi andiamo un pochino veloci, quindi scusatemi se sono un po' tagliacortista con le telefonate, ma vogliamo sentire più persone possibili, per questo vi chiedo interventi un po' brevi. 0266203529, pronto? Pronto, sono Mimo da Genova. Ciao Mimo, dici? Senta, io voglio raccontarvi un po' una disavventura sabato con un elettore di Grillino, che lui è di estrema destra perché è contro gli stranieri. Quando poi gli ho detto come mai, negano che hanno votato a favore delle sinistre per togliere la. Quando gli ho parlato poi delle pensioni, ancora peggio, dice che il disastro economico dell'Italia è colpa dei pensionati e forse per lui abolirebbe le pensioni. Buoni, che bello! Ai diritti e i sacrifici che abbiamo fatto in 60 anni in Repubblica, il fumo, ma andare a rubare, ecco questa è la demenza di destra, gli italiani. Guarda, il paese più coerente è dimostrato di essere la Francia, che ben ci sta. Arrivederci. Grazie Mimmo, salutiamo Marco che fa gli auguri a Salvini, dice poi riposati e si riparte, mi auguro anche con qualche riflessione che non fa mai male. Claudio scrive Banzai, che è il grido di battaglia di Salvini. Elena, tutti pazzi per Matteo, se da forza capitano. E ancora Giovanni, riposati capitano, però adesso ci aspettano delle belle battaglie, Padania libera. 0266203529, pronto? Ciao Alfredo, sono Marilena da Monza. Ciao, dici? Allora, ciao, io volevo innanzitutto dirti che sono felicissima del risultato, anche se poteva essere molto molto più alto. Purtroppo questa gente, se non tocca il fondo, non cambia idea, non lo so. Senti, volevo fare tanti auguri anche a Salvini, che ha lavorato tanto e che è stato veramente bravo come tutti voi del resto. Se mi permetti, volevo mandare un abbraccio e un bacione a Erminia e farle tanti auguri. Mi associo anch'io, ti ringrazio, grazie. Salutiamo Teo che ci sta, Teo Dise che dice bei commenti, insomma sta gradendo la trasmissione, poi Luciano che dice Lissoni c'era anche l'eroico Marione Borghezio con un camper in centro Italia, ha ottenuto grandi risultati, e poi Silvano scrive la Chieng ha avuto il 52% di preferenze in Emilia, 95.000 voti totale, assurdo no, altro che alieni, beh dai, va che bello, almeno se ne va in Europa, dai. Sentiamo altre telefonate, pronto? Pronto, Lissoni? Sì, buongiorno. Sono Sergio da Viadana. Sì. Volevo dire qualcosa sulla possibilità di alleanze con Berlusconi, l'apertura che ha fatto Matteo nei riguardi di Berlusconi. Io lo trovo un errore gravissimo, perché io conosco gente che non ha dato il voto a Forza Italia perché ormai credono che Berlusconi sia un uomo ricattabile, quindi non ci porterà mai a nulla un'alleanza con Berlusconi, perché è un uomo ricattabile, lui alle sue aziende non rinuncia, quindi non ci porterà a nulla il continuo allearsi con Forza Italia. Non so se rendo l'idea, grazie. Certo, grazie. Ti rispondo subito perché io ero lì quando stavano facendo l'intervista televisiva, so che il Fatto Quotidiano ha già scritto la Lega si riallea con Berlusconi, non c'è niente di tutto questo, semplicemente è stato chiesto un parere a Salvini ha detto faccio un invito agli elettori di centrodestra, quindi agli elettori di Berlusconi, visto che sono questo 16 e 82%, di andare a votare i nostri referendum, che è un po' diverso dalle alleanze con Berlusconi, poi non stiamo parlando di politiche, quindi l'alleanza la Lega in Europa la farà con Marine Le Pen e con tutto il gruppo degli euroscettici, sono circa 150-151 parlamentari, quindi il blocco è quello, non è Berlusconi. 0266203529, pronto? Pronto? Buongiorno. Sì, ciao, sono Gianfranco da Genova. Ciao Gianfranco. Ciao, volevo fare anch'io un commento sulle elezioni. Io ho votato un'altra Europa con Tsipras,
sono contento del fatto che, anche se per pochissimo, insomma, siamo riusciti a passare il quorum. E anch'io volevo fare una riflessione sul risultato di Renzi e del Partito Democratico, che è fuori da ogni aspettativa, anche nostra, anche io non sono, nel senso, non sono felicissimo, ma devo dire la verità che mi ha sorpreso proprio. Sì, ovviamente. Devo dire che però c'è un po' di miopia, secondo me, e lo dico con rispetto, nel vostro elettorato, no? Di chi parla dell'effetto 80 euro. Invece, attenzione, perché i flussi elettorali nel nostro paese negli ultimi anni sono molto, ma molto mobili. Lo fa vedere Grillo, che comunque ha ottenuto secondo me un buon risultato nonostante la debacle, e anche questo spostamento del Partito Democratico che è praticamente fuori da qualsiasi previsione. Io starei più attento nel dire, cioè, che la gente vota insomma, si vende per 80 euro, che è una cosa stupida, e invece farei più un discorso sul gioco insomma, delle alleanze che i partiti populisti hanno fatto in questa campagna. Secondo me, nonostante voi siate contenti per il 6%, secondo me, insomma, per quello che per il potenziale della Lega che ha avuto in passato, è un risultato modesto, secondo me. Bene, ti ringrazio, ti ringrazio, è sufficiente così, va bene, grazie. Detto da una lista che non è che abbia preso granché, noi siamo contenti perché stiamo risalendo quando ci avevano dati per morti, che poi il risultato di Renzi sia stato strabiliante, questo è sotto gli occhi di tutti, il 40% non se lo aspettava nessuno, probabilmente non se lo aspettava nemmeno lui. Poi se il motivo è le alleanze che lui va a fare all'Unione Europea, ma Renzi in Europa ci va ad abbassare i pantaloni alla Merkel e agli altri, comunque i suoi di pantaloni, vale a dire i nostri, quindi non lo so, se qualcuno si accontenta così, so che la lista di Tsipras è a favore dell'Europa, quindi va bene, se voi siete contenti, contenti voi, noi la vediamo in maniera diversa. 0266203529, pronto? Ma è pronto? Sì, buongiorno, ti dica. No, Renzi non va con la Merkel, va con Schulz. Sì. Volevo dire, ma c'è mica quando passano gli aeroplani che lasciano le scie, non è che c'è dell'oppio dentro, perché gli italiani ci dimostrano questo. Dove sono gli esodati? Dove sono i cassaintegrati? Dove sono i ragazzi che non hanno posto di lavoro? Porca puccola, adesso che arriverà la IUC, la TASI, tutte le tasse da pagare, vedremo come faranno gli italiani, se saranno sempre felici di questa sinistra così. Va bene, forza Lega e buona Padania. Ciao. Grazie, buona giornata. Sì, è vero, la sinistra sostiene Schulz, però il mio discorso, allora mi sono espresso male, è che finora Renzi si è calato le braghe di fronte alla Merkel, se le calerà davanti a Schulz, non c'è problema, il problema tanto è per noi. 0266203529, pronto? Ciao Lissoni. Ciao. Sono Bruna da Genova e sono militante sarda. Allora, sono contenta che i sardi qualche voto l'hanno dato a Matteo alla Lega. Evviva! Io dovevo andare via prima in vacanza nella mia terra e ho aspettato a votare il Gran Matteo. Evviva! E sono molto contenta, mi ubriacherei, giuro. Allora, voglio dire anche a Franco di Genova, bene, hai votato quel partito lì, che intanto ci stiamo avvicinando alla Grecia. Esoreremo, che gente siamo gli italiani, andiamo a votare partiti che vengono dagli altri mondi. Ai signori veneti voglio dire, vergogna, vergogna, vergogna. Ciao Lissoni, auguri e un abbraccio a tutti. Grazie. 0266203529, pronto? Pronto? Buongiorno, ci dica. Sì, buongiorno, mi chiamo Gianluca, volevo dire che ho votato Lega e anche il 6 referendum. Volevo fare una domanda, ma chi ha votato il PD? Ha votato il PD o ha votato Renzi? Perché io sono di Milano e pensare a quello che ha fatto Pisapia, secondo me se arriviamo alle elezioni qua a Milano, non penso che votano tutti Pisapia. Lo so. Non è stato votato il partito, ma secondo me è più la persona.
Può darsi, infatti. Grazie Gianluca. Non sono in grado di decifrare, ora vedremo nei prossimi giorni, insomma, questo 40% a favore di Renzi. Non lo so, secondo me la parte del leone, torno a dirlo, l'ha fatta alla televisione. Ma comunque sentiamo i nostri radioascoltatori. 0266203529. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, volevo dire una cosa. Io sarei contento che Matteo alleasse con qualcuno, adesso alleasse con Berlusconi o che, ma se noi stiamo sempre lì così non si risolve poco. Se facciamo un'alleanza con qualcuno che almeno arriviamo a un certo punto, arriviamo a quel punto che contiamo qualcosa. Va bene, grazie Max. Allora, facciamo un attimino di chiarezza, queste non sono elezioni politiche, anche se hanno ovviamente una ricaduta politica. Adesso probabilmente Renzi verrà a chiedere il conto per la sua vittoria, magari ci sarà anche da andare a votare per le politiche, non lo so, io non so quale sarà la linea della Lega nelle politiche, non ho la sfera di cristallo. Vi posso dire che comunque la Lega alle europee è col gruppo degli euroscettici, quindi non è con altri, e questo è stato detto a chiare lettere sin da subito. Abbiamo ancora tempo per qualche telefonata. Pronto? Pronto, buongiorno. Io sono soddisfatto perché sono leghista, ma soprattutto perché la mia lista civica del comune ha vinto. Un piccolo particolare: mi dispiace veramente tanto che gli italiani vogliono riprovare un'altra volta l'asse Roma-Berlino, perché ci può dare sempre grandissime soddisfazioni. Io comunque, in quanto italiano, aspetto, visto che ha vinto Renzi, con la cannuccia corta in bocca e la Coca-Cola, io mi aspetto le 80 euro, che sicuramente neanche in cartolina le vedrò. Ciao ragazzi, buona padania a tutti. Ciao, grazie. Altre telefonate? Pronto? Pronto, sono io? Sì, buongiorno. Dica. Buongiorno. Senta, io sono Rosa della provincia di Brescia. Sì. Volevo chiederle, quando andate voi in televisione, fate un modo di offendere come loro ci offendono noi, perché stamattina ho sentito una trasmissione dove dicevano che la Lega avrebbe potuto fare di più se non avesse avuto le mutande verdi e tutto. È possibile che quello che abbiamo fatto noi della Lega sia sempre buttato all'aria e i comunisti non si devono toccare? Non si potrebbe dire qualche cosina anche della Bresso e di Camparino e buttarli sempre anche loro, mi scusi, nella merda come ci hanno sempre portato noi. Va bene, grazie Rosa. E va bene, la Lega è riuscita a fare tanto per la gente pur avendo le mutande verdi, vediamo cosa faranno certi altri che invece hanno il culo rosso. Sentiamo qualche altra telefonata. Pronto? Sì, pronto, Leo da Milano. Salve Leo. Ciao, complimenti alla Lega, a Salvini e a tutti voi della radio che fate un grandissimo lavoro. Grazie. Sono disperato, non si può vedere il PD al 40%. Dopo 10 anni di Europa, ma dove sono i lombardi che hanno perso il lavoro? I veneti, ma ignoranti come i veneti, c'è Milano che è distrutta, eppure il PD prende i voti. Siamo alla frutta, non ce la faremo mai. È desolante. Comunque andiamo avanti e vediamo. Grazie, comunque mai dire mai, perché dal 3 al 6, magari la prossima volta il 9, insomma, abbiate fiducia. Sentiamo l'ultima telefonata, direi, credo che siamo in chiusura. Pronto? Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Buona Padania. Mi chiamo Luigi. Sì. Mi chiamo la provincia di Treviso. Sì. Volevo dire che io ho votato per me stesso, per la mia famiglia e i miei nipotini, e ho votato la Lega Nord. Ma ho votato per me stesso, mi ha capito? Bravo Luigi, infatti. Va bene, grazie Luigi. Buona giornata. Regia, riusciamo a prenderne un ultimo? Siamo in chiusura? Va bene Alfredo, allora riapriamo le linee, i telefoni stanno già suonando nuovamente per raccogliere quindi l'ultima chiamata. Dai, l'ultima telefonata allora. Ultima telefonata prima di chiudere, pronto? Sì, pronto, buona Padania. Allora io non mi preoccuperei tanto del 40% del PD. Allora, il 40% del PD è riferito al 50% di chi è andato a votare, cioè sono loro sempre, il loro 20%, sono sempre gli stessi in valore assoluto, solo che loro sono tanti soldatini decerebrati e loro vanno sempre a votare a prescindere, possono trovarli che rubano, possono arrestarli. I loro elettori sono dei tifosi, non sono degli elettori, cioè sai che in Italia si può cambiare la moglie ma non si cambia la squadra di calcio e loro sono fatti così, votano a prescindere, se le cose vanno male cambiano l'allenatore, via Bersani sotto Renzi.
Ho capito. Va bene, grazie. Io ringrazio allora tutti i nostri radioascoltatori e il regista per l'ottimo aiuto che mi ha dato. Alfredo Lissoni vi ringrazio e vi saluta e buona Padania a tutti. Avete ascoltato Filo Diretto.